Siamo con il presidente della FISI FVG, Manuele Ferrari, che ha voluto l'incontro che si è svolto mercoledì sera a Udine, un consiglio straordinario della FISI FVG aperto a tutti i presidenti delle società per parlare delle elezioni federali. Nel corso dell'incontro lei ha detto: la nostra volontà è di portare quanti più candidati del Friuli Venezia Giulia possibile nel Consiglio nazionale. Sì, difatti il motivo di questo incontro era proprio questo, di fare un appello a tutti gli cicleti, di portare più gente possibile a votare e di far sostenere tutti i nostri candidati, dal primo all'ultimo, perché già siamo piccoli, dobbiamo essere il più possibile uniti. E ho anche raccomandato di fare attenzione per quanto riguarda tutti gli adempimenti preelettorali, con deleghe, non deleghe, tutto quello che viene richiesto al momento della votazione. Sì, possiamo ribadire l'appello: bisogna essere quanti più possibile per favorire i nostri, insomma per dare una mano ai nostri candidati. Giusto, tutti a Modena il 31 marzo a sostenere i nostri candidati. Lei ha voluto anche dare meglio una preferenza che però ha voluto specificare più volte a titolo prettamente personale. Sì, io ho ritenuto, anche se magari capisco che magari non è condivisa da tutti, ma ho ritenuto di prendere una posizione sul candidato presidente nazionale. La mia posizione chiaramente non vuole obbligare nessuno, ma è solo un'indicazione e chiunque può decidere se seguire la mia indicazione o se comportarsi diversamente. Ho detto che la mia indicazione per quanto riguarda la nuova presidenza è rivolta nella figura di Flavio Rossi.